Buonasera da Telecolor, vediamo insieme i titoli delle principali notizie di questa edizione di Sicilia 24. Lite finisce in tragedia a Francofonte nel siracusano, 17enne accoltellato a morte davanti ad un pub. Schianto mortale sulla Messina-Catania, minivan si ribalta tra Fiumefreddo e Giarre, il bilancio una donna morta, 12 feriti. Non si fermano le aggressioni in famiglia. Un catanese arrestato con addosso un coltello minacciava di morte la ex. Pasqua in Sicilia, Modica, la Madonna Vasa Vasa, cittadini e visitatori affollano il centro storico in attesa di assistere al bacio tra la Madonna e il Cristo risorto. Città siciliane prese d'assalto alla scoperta delle bellezze artistiche e della buona cucina. Sulle tavole di Sicilia immancabili i dolci della tradizione. A Palermo svincolo chiuso dai rifiuti, l'opera ultimata nella zona di via Oreto non si può aprire perché l'immondizia non è stata ancora rimossa. Il calcio in Serie B e di giri di campionato per il Palermo che a Pasquetta affronterà il Barbera la Carrarese, Segre e Ceccaroni torneranno titolari. Dionisi non sarà facile ma dobbiamo farcela. Ancora per il calcio, vittoria in trasferta per Messina e Trapani in Serie C, i giallorossi sbancano Foggia e Granata passano a Benevento, il Catania ha il quinto posto in classifica nel mirino. Ancora una buona serata e auguri di buona Pasqua da Sicilia 24. Cominciamo il nostro telegiornale purtroppo ancora con la cronaca. Un giovane di 17 anni, Nicolò Luciforo, è stato ucciso a coltellate nella movida di Francofonte nel siracusano. Non è ancora chiaro il movente, con la rissa che è scoppiata in mezzo a tantissimi ragazzi in un paese sotto shock. Tutti chiedono più controlli. Vediamo e sentiamo il servizio di Francesco Aloi. All'arrivo dei carabinieri ci siamo accorti dell'accaduto e purtroppo non sono cose che dovrebbero accadere mai. La Pasqua macchiata dal sangue è passata da poco la mezzanotte quando qui a Francofonte, nel siracusano, Nicolò Lucifora, 17 anni, viene accoltellato al petto, forse da un coetaneo. Dispiace che succede perché non dovrebbe succedere una cosa del genere a un ragazzo di 17 anni. Credo che sia assurdo che succedano cose del genere, in particolar modo perché la movida francofontese si svolge in quella strada. Tutto accade in questa stradina, luogo d'incontro per i ragazzi del posto. Sembrava un sabato sera qualunque, poi ad un certo punto la rissa, le urla, il coltello in mano e il ferimento mortale. Sembrava una discussione tranquilla, tranquilla, ovviamente una discussione non è tranquilla, però non ci aspettavamo una cosa del genere. Lei era qui? Sì, ma non ho visto nulla, c'è stata solo confusione. Ormai anche in comuni così piccoli i ragazzi hanno paura di uscire. Ma ormai all'improvviso, anche se una si siede in un bar succede qualsiasi cosa, quindi deve sempre stare attento. Tutti chiedono più controlli. Intanto i carabinieri, che sarebbero già sulle tracce dell'autore, stanno visionando le telecamere della zona per capire meglio cosa sia accaduto. È una società malata e purtroppo Francofonte ha di queste situazioni di malessere generale, disagi che poi sfociano in queste manifestazioni. Ancora cronaca, uno schianto, l'ennesimo schianto mortale avvenuto sulla Messina-Catania. Un minivan si è ribaltato tra Fiumefreddo e Giarre, il bilancio finale di una donna morta e di 12 feriti. E di un morto, una donna e 12 feriti, tutti di nazionalità marocchina, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno a 1 di notte tra Giarre e Fiumefreddo sulla 18 in direzione di Marcia Messina. Per cause in fase di accertamento un minivan si è ribaltato schiantandosi sulle barriere laterali e rimanendo poi adagiato su un fianco. Si trattava di una comitiva che, partita dall'aeroporto Fontanarossa di Catania, si stava dirigendo a Vibo Valentia in Calabria. A perdere la vita una donna di 70 anni, feriti ma non in gravi condizioni gli altri connazionali che sono stati trasportati con diverse ambulanze del 118 nei vicini ospedali di Giarre, Acireale e Taormina. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di riposto e gli agenti della Polstrada di Catania e della sottosezione di Giardini Naxos. A seguito dell'incidente, per consentire la rimozione del mezzo ed effettuare le indagini per accertare causa e dinamica, è stato necessario chiudere l'autostrada fino alle 8 del mattino nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo con uscita obbligatoria a Giarre.
E un altro grave incidente si è verificato a Bagheria nel Palermitano. Un giovane di 25 anni, Andrea Santalucia, è morto per le conseguenze dello scontro tra il suo scooter e un'auto in via Filippo Buttitta. L'impatto sarebbe avvenuto per una mancata precedenza, ma la dinamica non è ancora chiara. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi ed è stato trasferito con un'ambulanza del 118 al Civico, dove è deceduto. Lo scooter dopo l'urto è finito diversi metri di distanza dal punto di impatto e il casco del motociclista è rotolato sotto l'auto. Ancora a proposito di incidenti stradali, ce n'è stato un altro sulla Palermo-Agrigento e il bilancio parla di 2 feriti. Adesso voltiamo pagina, si moltiplicano le manifestazioni contro i femminicidi. Ieri c'è stato un lungo corteo di soli uomini a Caltagirone, ha sfilato dietro un lenzuolo per dire no alla violenza sulle donne. Una violenza però che non sembra fermarsi. Un 44enne di Catania è stato infatti arrestato nella notte, minacciava la sua ex. Addosso gli hanno trovato un coltello con una lama lunga 10 cm. Orazio Longo. Lo hanno trovato sulle scale con addosso un coltello da cucina con una lama lunga 10 centimetri. Un catanese di 44 anni è stato bloccato dai poliziotti della squadra volanti nel quartiere di Nesima. Si era presentato a mezzanotte davanti alla casa della ex compagna con la pretesa di entrare, bussando insistentemente e rivolgendole insulti fino a prendere a calci la porta. La donna, in preda al panico, ha chiamato la polizia che ha arrestato l'uomo. Il 44enne non si era rassegnato alla fine della relazione. La vittima ha raccontato di continue minacce, soprattutto dopo che l'ex aveva cominciato a fare uso di droga. Nonostante tutto, un mese fa la donna si era resa disponibile ad aiutarlo, avendo saputo che era finito a dormire in strada per problemi economici. Lo ha ospitato temporaneamente in casa, ma l'uomo ha ripreso a manifestare aggressività, compiendo pure piccoli furti nell'abitazione ed è quindi stato allontanato nuovamente. L'ennesimo atto di violenza contro le donne a nemmeno 24 ore dal corteo dal titolo "Non ci sono scuse", che ha visto a Caltagirone un folto gruppo di uomini manifestare dietro a un lenzuolo bianco contro i femminicidi, per poi incontrarsi in un abbraccio ideale con un altro corteo di sole donne sul ponte di San Francesco. Non c'è una guerra tra generi, c'è invece un percorso comune che noi dobbiamo rifare e una riattivazione delle coscienze collettive, che significa che ogni soggetto della società civile deve prendersi e farsi carico di quello che sta accadendo. E intanto un bimbo è caduto in un pozzo ed è stato salvato dai vigili del fuoco. Tutto questo è capitato nel trapanese a Castelvetrano. Il bimbo, 6 anni e mezzo, è finito accidentalmente in una cisterna vuota nell'edificio dove abita la nonna in via Garibaldi, come dicevamo, a Castelvetrano. Il piccolo ha spostato la copertura precaria della cisterna, profonda 5 metri, ed è poi caduto. I vigili del fuoco di Castelvetrano si sono calati nella cisterna e hanno messo, come vedete appunto nella foto, il bimbo in salvo. Adesso sta bene, è intervenuto anche il 118. E adesso siamo alla festa, alla Pasqua. Sentiamo gli auguri di buona Pasqua dell'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, che esorta tutti a impegnarsi affinché non muoia la speranza in un mondo e vita anche migliori. Auguri di Santa Pasqua a tutti. Le parole che Gesù ha detto a Tommaso, beati quelli che pur non avendo visto crederanno, si possono tradurre, beati quelli che pur non avendo visto spereranno, e la loro speranza si veda nei fatti. Che possiamo essere i testimoni nel piccolo di questa grande novità di vita, non solo a Pasqua, ma per ogni giorno. Perché, ripeto, da quelle piaghe del risorto scaturiscono fiotti di speranza capaci di inondare il mondo. Auguri a tutti. E la domenica di Pasqua a Modica si celebra con la Madonna Vasa Vasa. Cittadini visitatori affollano la via principale del centro storico in attesa di assistere al bacio al momento dell'incontro tra la Madonna e il Cristo risorto. Veronica Barbarino. Tra gli applausi, il volo delle colombe e la folla commossa si rinnova a Modica il mistero della Pasqua. La festa della Madonna Vasa Vasa racconta la fede di un popolo e il cuore di una città. Il centro storico si riempie di famiglie e turisti incuriositi per assistere al bacio che ogni anno rinnova il senso della festa.
La tradizione della Madonna Vasa Vasa risale al 400. 2 processioni, da un lato la Madonna vestita a lutto con il volto velato dal dolore, dall'altro il Cristo risorto, simbolo di vita che vince la morte. Lei lo cerca per le vie della città e alle 12 in punto, nel cuore di Corso Umberto, avviene l'incontro. La Madonna lo vede, il mantello nero cade e il lutto si dissolve nella gioia del manto azzurro. Le braccia della Vergine si aprono, va incontro al figlio e lo bacia. E la resurrezione vissuta tra fede, folklore, tradizione e commozione collettiva, dentro un abbraccio. Invasione di turisti, Catania fa il pieno, scopre di essere sempre più attrattiva, di buon mattino affollato il centro storico, invaso anche il borgo marinaro di San Giovanni Licuti. Tonino De Mana. California, beautiful. Catania is beautiful. Baciata dal sole e invasa di turisti, in prevalenza stranieri. Catania fa il pieno di presenze e consensi e scopre di essere sempre più attrattiva. Cartine geografiche, smartphone a portata di mano per immortalare le bellezze storiche ed artistiche. Piazza Duomo e Via Etnea, le mete più gettonate. Guide turistiche impegnate di buon mattino a raccontare ogni angolo del centro storico. Si va a fare un giro nel centro e a cercare un posto ideale per farsi un pranzo con i meglio prodotti siciliani, siamo qua anche per quello. Al tempo ci ha accolto benissimo, con un bellissimo sole, una temperatura spettacolare. Ne approfittiamo anche per vedere un po' di storia, un po' di curiosità di Catania che sinceramente anch'io non conoscevo. E che dire del fascino dell'anfiteatro romano? Assolutamente, è bellissimo, è uno spettacolo, davvero. Catania è meravigliosa da visitare e da consigliare soprattutto. Chi viene a Catania sa già di tornare a casa con qualche chilo di troppo. Ah, lo so che poi si ingrassa. Da dove venite? Mallorca, Spagna. Con quanti chili si lascia Catania? 5. Nota stonata ai soliti disagi nei trasporti, come denuncia questa turista veneta. Nel pomeriggio ci siamo spostati da qui, siamo andati a Siracusa e abbiamo usato il mezzo pubblico, il treno in particolare. E in un'ora di treno dopo abbiamo aggiunto 41 minuti di ritardo perché per non precisati i guasti tecnici siamo rimasti fermi lì. Ma il bello oggi prevale su tutto, basti osservare l'incantevole scenario che offre il borgo marinaro di San Giovanni Licuti, preso d'assalto dagli amanti della tintarella. E ora tutti i dolci della tradizione e non portati a tavola dai siciliani, dalla pastiera napoletana alla cassata siciliana. Ovviamente non mancano le uova di Pasqua in 1000 varianti e poi la regina dei dolci pasquali, la colomba. Sentiamo il servizio di Desiree Ferlito. Dalla pastiera napoletana alla colomba, quali e quanti sono i dolci di Pasqua che non possono mancare sulle tavole dei siciliani? I laboratori di pasticceria in piena operatività traboccano di dolcezze. Torte particolari che si usa maggiormente per Pasqua, che sono le pastiere. Tipiche della tradizione napoletana? Ce l'abbiamo rubate. Gettonatissima nel periodo pasquale anche la tradizionalissima cassata siciliana. Quante se ne vendono in più per Pasqua? Molto di più, almeno 60-70% in più. Non possiamo poi certamente non citare proprio l'uovo di cioccolato, protagonista indiscusso delle feste pasquali, amato da grandi e bimbi, realizzato in 1000 varianti, nocciolato, caramellato, mandorlato e decorato. Tra poco farò un coniglietto e verrà applicato proprio sull'uovo in cioccolato. E questo è il risultato quasi finito, giusto? Sì, questo è il risultato dell'uovo decorato per bimbi. E poi la regina dei dolci pasquali, soffice, delicata, emblema di questa festività, ottima sia in versione classica sia farcita di 1000 prelibatezze. Addirittura esiste anche la versione ripiena al gelato. Con impasto al cioccolato, con pezzettone di cioccolato e delle piccole candite che fanno parte sempre della plasticità del cioccolato che si incontra. La colomba di Pasqua, lei come la preferisce? Io cioccolato. Con il pistacchio, quella più buona secondo me. La mia preferita è sempre pera e cioccolato. L'originale, la tradizionale. Tra i 1000 gusti pare esserci una preferita per eccellenza. La più richiesta in assoluto? Il pistacchio. Adesso ci fermiamo, c'è una breve sosta e poi torniamo per le altre notizie del giorno.
Siamo in studio, adesso andiamo alle agenzie. Allerta gialla domani, Pasquetta in tutta la Sicilia per rischio piogge. Secondo quanto reso noto dalla Protezione Civile regionale, la pioggia è prevista in tutte le province della nostra isola. A Palermo rischio stangata sulla tassa per la raccolta dei rifiuti. La Giunta La Galla ha trasmesso al Consiglio Comunale i conti relativi allo smaltimento dei rifiuti e servono più di 7 milioni in più. L'aumento sembra inevitabile. Il servizio di Maglio Viola. Slitta il pagamento della Tari a Palermo, l'acconto che solitamente deve essere saldato ad aprile non è stato ancora richiesto ai palermitani, ma non è una buona notizia. La Giunta La Galla infatti ha trasmesso al Consiglio Comunale la delibera economica con i conti che riguardano le spese per i rifiuti. Quest'anno serviranno 7 milioni di euro in più in totale. Il costo passa da 129 a 136 milioni, nonostante una parte dei precedenti aumenti sia stata coperta con 5 milioni di euro provenienti dalla tassa di soggiorno. Inevitabile dunque l'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti. In media ogni famiglia si troverà a pagare 20 euro in più quest'anno, con una prospettiva di ulteriore aumento nel 2026. Naturalmente gli aumenti saranno proporzionati al numero di componenti della famiglia e alle dimensioni dell'abitazione. Si va dalle circa 10 euro di aumento per una coppia che abita in 60 metri quadrati fino a 30-35 per una famiglia di 5 o più persone che vive in una villa di 200 metri. Una famiglia di 4 persone in una casa da 120 metri in media pagherà appunto 20 euro in più. Il documento però, per diventare operativo, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale e solo dopo partiranno gli avvisi con la richiesta del pagamento della prima rata, probabilmente questa volta a maggio, se non addirittura a giugno, quando la Tari potrebbe però sovrapporsi all'IMU. Siamo a Palermo per parlare in qualche modo ancora di rifiuti, perché sembra un paradosso. Uno svincolo è chiuso perché sono presenti dei rifiuti. L'opera è stata ultimata, non si può aprire perché l'immondizia non è stata ancora rimossa. In tutto questo il traffico nella zona di Via Oreto e non solo è congestionato. Marco Gullà. In una Palermo che è sempre in cima alle speciali classifiche stilate sulle città più trafficate in Europa, anche l'apertura di un nuovo snodo per la viabilità rappresenterebbe sicuramente un vantaggio per i tanti automobilisti che quotidianamente sono soffocati dal traffico. Eppure succede che lo svincolo Rocella a Brancaccio è pronto, ma non si può aprire perché è invaso da montagne di rifiuti. Un paradosso. Quello che vedete alle mie spalle è lo svincolo cosiddetto Forum, quello che dall'autostrada verso Palermo porta direttamente all'area commerciale abbastanza nota nel capoluogo, ma a causa di questi rifiuti che vedete qui in queste immagini, c'è anche dell'amianto, questo svincolo non può ancora essere inaugurato. Per ripulire l'aria e consentire l'inaugurazione che darebbe respiro a un traffico sempre congestionato in zona, la RAP, società partecipata, ha chiesto al suo socio unico, il comune, 100.000 euro. L'immondizia dunque non solo sporca la città, ma blocca anche l'apertura delle opere pubbliche. Uno svincolo chiuso mentre nel resto della città le cartoline che arrivano sono quelle che vedete, anche perché in Via Oreto, strada molto trafficata, è stato chiuso il Ponte Beli, fondamentale per la viabilità. E adesso a Catania la mostra dedicata alla Barone Ventimiglia, che rappresenta un viaggio nella memoria tra immagini, racconti e passioni. Il servizio è di Desiree Ferlito. Arte, storia e identità alla società storica catanese. La mostra dedicata al barone Ventimiglia rappresenta un viaggio nella memoria tra immagini, racconti e passioni che hanno segnato la storia locale e nazionale. La grandiosa Catania, quella della Belle Époque, fiorita con una grande industria cinematografica. In realtà era fiorita con una grande industria col petrolio siciliano che era lo zolfo, però poi riconvertita questa grande industria dello zolfo in una grandissima industria cinematografica. E in una di queste case cinematografiche chiaramente cresce la figura del barone Ventimiglia, che sarà talmente importante da diventare 10 anni più grande di un giovane Alfred Hitchcock, una figura che affiancherà Alfred Hitchcock e diventerà addirittura il direttore della fotografia dei primi suoi 3 film. Una figura di spicco della Catania storica, il barone Ventimiglia, oltre alla carriera cinematografica, figura come primo fondatore della società sportiva Calcio Catania. Il nonno è partito da Catania prima per andare a studiare all'Accademia di Belle Arti a Roma, è tornato nel 1908 quando c'è stato il terremoto e nel 1909
finita questa, cioè, per festeggiare il ritorno alla normalità dopo la tragedia del terremoto, ha fondato insieme a degli amici la squadra di calcio del Catania. Alla società storica catanese Il Passato, l'arte storica vive di contaminazioni, incontrando la contemporaneità di un artista internazionale. Minija Mikic, a 39 anni, ha già in attivo mostre a New York, in Europa e in giro per l'Italia. Un posto stupendo, pieno di storia, di cultura, e la mia opera, sono molto orgogliosa e felice di far parte di questa famiglia qua, diciamo, catanese. Ci fermiamo ancora, torniamo con il calcio. È il momento del calcio in Serie B e vigilia di campionato per il Palermo, che domani, al giorno di Pasquetta, affronterà al Barbera la Carrarese. Sentiamo Marco Gullà. Il messaggio di Alessio Dionisins alla stampa è stato chiaro, eloquente. Possiamo ancora dire la nostra, ma dobbiamo crederci. Domani, al giorno di Pasquetta, il Palermo affronterà al Barbera la Carrarese. Sfida dura, ostica, ma comunque alla portata della squadra rosanero. Occorrono 3 punti ai siciliani per blindare la zona playoff e rimettersi in marcia dopo la sconfitta di Bari. E c'è anche da sfatare il tabù Pasquetta. Negli ultimi anni il Palermo nel match del giorno dopo Pasqua ha quasi sempre fatto male, non vincendo. Lunedì vogliamo fare bottino pieno, sapendo che la partita non è scontata, e questo vorrei che lo capissero tutti, o perlomeno che lo capissimo noi, perché la partita in B scontate non ce ne sono, e come parlando delle neopromosse già si spiega, le neopromosse spesso lottano per andare in Serie A. La Carrarese sta facendo molto bene, la Carrarese è 11ª in classifica, quindi dobbiamo rispettare la Carrarese, perché non è arriva dalla C la Carrarese è una squadra che ci ha battuto l'andata, una squadra che ha fatto 38 punti, che molto probabilmente ha cambiato il proprio obiettivo stagione in corso. Ceccaroni torna in difesa, Segre rientra dalla squalifica e dovrebbe essere preferito a Verre sulla tre quarti. Brunori gioca sul centro-sinistra, l'unica punta è l'intoccabile Poyampalo, 9 gol in altrettante partite. Il Palermo si aggrappa al suo bomber. Domani fischio d'inizio alle 15. Adesso la Lega Pro saranno decisivi gli ultimi 90 minuti per decretare tantissimi verdetti, a cominciare dai playoff per il Catania, piazzamento playoff per il Catania, e poi anche per il Trapani, sempre nei playoff, e la salvezza per il Messina. 90 minuti per allungare la stagione. Le vittorie in trasferta conquistate nel penultimo turno di campionato da Trapani e Messina mettono Granata e giallorossi ancora nelle condizioni di giocarsi i rispettivi obiettivi all'ultima giornata della regular season. Il successo a Benevento, grazie alla rete in apertura di Carraro, consente alla squadra allenata da Totò Aronica di mettere nel mirino il Giuliano per l'ultimo posto utile nei playoff. I campani, sconfitti a Monopoli, sono infatti a 2 punti di distanza, ma soprattutto dovranno affrontare in casa proprio il Benevento, ferito e che deve vincere per cercare di conquistare il 5° posto. Quindi una gara non del tutto scontata, come non è facile la partita del Trapani in casa contro la Casertana, in piena lotta salvezza. Così come non lo è quella del Messina. La doppietta di Luciani a Foggia ha permesso ai biancoscudati di mantenere invariato il distacco di 7 punti dalla Casertana e mettere nei guai gli stessi pugliesi, ad est ad 1 punto dai campani. Al Franco Scoglio arriverà la Juventus Next Gen, che grazie al successo sulla Cavese è certa dei playoff. Il Messina deve vincere per essere certo di giocarsi la salvezza ai playout e guardare poi alle gare tra Trapani e Casertana e anche tra Picerno e Foggia. In caso di vittoria del Picerno e della Casertana, infatti, il playout non sarebbe tra Messina e Casertana, ma tra Messina e Foggia. In tutto questo il Catania deve difendere il 5° posto. Per farlo deve vincere nello scontro diretto di Potenza, formazione ad 1 punto dai rossazzurri. Un pareggio potrebbe non bastare se il Benevento dovesse vincere a Giuliano. Insomma, si preannunciano 90 minuti di incastri che infiammeranno il girone C. Ed è tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, rinnovo a tutti voi gli auguri di una serena Pasqua.